Il Port of Offshore di Venezia tra lentezze burocratiche e necessità strategiche. Il porto di Venezia è uno snodo vitale per l'economia del nord-est e per l'equilibrio ambientale della laguna. La recente decisione del TAR del Veneto, che ha respinto il ricorso di un escluso dal concorso di idee per il Port of Offshore, rappresenta un piccolo ma importante passo avanti. Questo pronunciamento permette finalmente all'iter di proseguire, ma non deve illuderci. Il cammino è ancora lungo e complesso. Il concorso di idee per il Port of Offshore, previsto per spostare fuori dalle acque protette della laguna i punti di attracco per crociere e container, è stato avviato con un decreto legge del 2021. Eppure, se tutto andrà come sperato, il progetto vincitore sarà individuato solo nel 2026. Purtroppo 5 anni per scegliere un progetto sulla carta, senza nemmeno aver affrontato la fase esecutiva. Un tempo enorme per un'infrastruttura di rilevanza strategica, in un contesto di competizione serrata tra porti europei e mediterranei, e anche italiani direi. La verità è che uno strumento come il concorso di idee si è rivelato inadeguato per un'opera industriale di tale portata. Altri scali hanno adottato procedure più rapide ed efficaci. Basta guardare la diga foranea di Genova, realizzata attraverso un bando chiaro, finanziato e vincolato a tempi certi. Questo ha dato agli armatori la sicurezza necessaria per programmare investimenti a lungo termine. Quando verrà scelto il progetto vincitore, inizierà una fase ancora più difficile: tradurre le idee in opere concrete. Qui entreranno in gioco inevitabili resistenze politiche e interessi concorrenti, perché indebolire il porto di Venezia farebbe gioco a molti altri competitor, tra cui il porto di Trieste, per esempio. Per questo servirà un impegno forte delle istituzioni regionali e nazionali, perché Venezia abbia lo stesso diritto di Genova di ottenere un percorso certo, finanziato almeno in parte e sostenuto con decisione. Il Port of Offshore non è solo un'infrastruttura logistica, è la condizione per garantire competitività, lavoro qualificato e tutela ambientale. È una scelta strategica che riguarda non solo Venezia, ma l'intero sistema produttivo veneto e nazionale. Rallentare ancora significherebbe compromettere il futuro di un porto che è sempre stato un ponte tra l'Italia e il mondo. E Venezia è capitale appunto di questo. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €.